Scatman's World. Veneziano. Siamo su F1 Challenger Mod 1991, siamo con Ayrton Senna McLaren, siamo a Interlagos, siamo in pole position, non so come, le monoposto sono inguidabili, siamo in 32 sul tracciato e prevedo di tutto perché in questa mod, ragazzi, chiaramente in questi anni qua c'erano più incidenti e soprattutto più guasti al motore, quindi tantissimi ritiri, è tutto proporzionato al numero di giri e alla stagione, quindi veramente un divertimento assicurato, però devo vincere. Vai. Guardate, ragazzi, anche le pubblicità dell'epoca, proprio si vede che siamo negli anni 90, inizio anni 90. Vai. Ecco, subito. Grazie, Patrese. Mamma mia. Eric Bernard. Olivier Gruillard. Ok. Terzo posto e si gode. Abbiamo la monoposto migliore, quindi possiamo recuperare tranquillamente. Ecco, appunto. No, è impossibile tenerla qui. Mamma mia. Abbiamo il piccolo Alain. Sfida con Alain, signori. Sfida con il piccolo Alain, perché lui è il piccolo Alain, ragazzi. Professore contro il mago. Sono col volante, ricordo, sto facendo miracoli, ragazzi, perché sono il comandone gondolaro, non è facile. Che la sento che è lei a governare me, cazzo. Ma guarda quanto recupero qua. Sporo poi. Un po' forte sta McLaren di Senna. Staccatona della vita. Mamma mia. Sto sgommando, che abbiamo Mansell che è in fuga, però. Dai, cazzo, dai. Ogni tanto vaneggia un po' la telecronaca. L'ingegnere su questi mod qua ho notato, perché sono tanti piloti. Dai, che sei il campione del mondo quest'anno, cazzo, nel 91. La McLaren è in assoluto la più veloce. Mamma mia, stiamo... a sfruttare il rettilineo qua, l'ultima curva. Per andare la curva 1 e la curva dell'S di Senna. Dobbiamo recuperare, cazzo. Dai, culo. Mansell però pompa, Va bene. Ragazzi, ho fatto un testa coda che non posso riportare nel video perché mi ho tirato giù i santi. Però stiamo recuperando, per fortuna. Mamma mia, guarda il piccolo Alain, mamma mia. 6 sedicesimo, non si sa perché. Mamma mia. Vabbè, l'ingegnere in queste mod non possiamo sentirlo, ecco, nelle mod con tanti piloti. Siamo terzi. Il nostro compagno di squadra, dobbiamo superarlo subito, anche se Mansell ormai è in fuga, purtroppo. Purtroppo Nigel è in fuga. Scusate per questa coda, ma... Johnny Herbert. Attenzione, Herbert fuori, motore in fiamme. Dove c'è la Williams? C'è la Williams parcheggiata di Patrese. Abbiamo visto la curva di là.
Mauricio Gugelmin. Anche Guglielmini ha rotto il motore. Guarda quanto prendo qua. Mansell. Attenzione Mansell! Ha problemi con la sospensione Nigel! E godo. Mansell ha problemi, sono il primo. Questa curva niente da fare. Nigel Mansell. Ciao Mansell. Siamo primi, che culo. Siamo primi. Che fatica però, ragazzi. Chiaramente i pro sicuramente hanno uno stile di guida migliore anche con queste, ma cerco di fare il possibile, ragazzi. Modena. Ha del fumo che fuoriesce dal motore. Guarda quanti ritiri negli anni 90, mamma mia. Stefano Modena. È stato colpito da... Martin Brandl. Ivan Capelli. Ha del fumo che fuoriesce dal motore. Ce n'erano anche tante di macchine, ma tutte quante con un motore veramente di merda. Brandl. Berger è vicino. Qua guadagno tanto. Cerchiamo di prenderla bene. Sì, ottavo, giusto? 11 giri al termine. Sto sudando come un disgraziato. Un secondo di vantaggio su Gerhard. Ora avrà un'altra macchina parcheggiata. Dai comandino, dai comandino. Ragazzi, ho qualche problemino a tenere una macchina, eh. Mamma mia, che qua per poco mi... Martini. ho paura che le gomme non rispondano più alla grande, eh. Poi questi mini contatti così, anche le sospensioni, ciao. Ho solo un secondo di vantaggio su Berger, ma non la tengo più in pista. Devo fare una bella doppietta McLaren, ma quest'anno la McLaren sono fortissime. Con il duello piccolo Alain Senna è stato bellissimo. Oddio, le gomme sono strausurate, ragazzi, sì. Tanti doppiaggi anche, mamma mia. Speriamo bene, raga. Mancano 2 giri alla fine, un secondo e 6 di vantaggio su Gerardo. Mika Hakkinen. Michelone Hakkinen nei box. Coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Terzo. Andate piano qua perché sennò... Al termine. Martini. È quarto. Proprio dietro a te. Io capisco che voi lottate, ma... Grazie. Grazie. Ma è mostruosa sta McLaren però, Mamma mia. Veramente mostruosa. Piano. Mamma mia. Leto. Ha del fumo che fuoriesce dal motore. Non mi fa piacere. Posso passare?
Grazie. Leto. Ciao Leto, vai a riposarti. Molto bene, ultimo giro. Non si può non vincere con Ayrton in casa sua. Eccoci qua ragazzi. Mamma mia. Scintille. Ma la McLaren di Senna va a vincere il Gran Premio del Brasile. Grande. Grandissima vittoria. Yes, 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 yes. Ben fatto, sei arrivato secondo. Come sì, vabbè. I maneggi Al dell'ingegnere. termine di un emozionante Gran Premio del Brasile, esaminiamo la classifica finale. Doppietta. Beh, sono ritirati Il pilota motore, McLaren, freni, primo. incidente, sospensioni. Guarda quante robe elettronica. Cioè, Gerhard Berger. Secondo, siamo rimasti Jean Alesi. in 14. No, di più. Nakajima. In 20, pensa. 12 se ne sono ritirati. Vabbè. Pierluigi Martini. Di Pierluigi. Buono raga, prossima mod pensavo alla stagione 2007 con Alonso in McLaren, la stagione veramente particolare con la vittoria di Kimi Raikkonen e quella McLaren là mi piace tantissimo, è una delle mie preferite. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao.